Su di noi si va esaurendo l'azione dell'anticiclone, il sistema perturbato che scende verso di noi si porta proprio sulle nostre zone, anche oltre che al resto del settentrione. Apporta precipitazioni abbondanti che, se vogliamo quantificarle, saranno pari a quelle che normalmente si hanno in tutto il mese. E quindi le piogge saranno più continue che abbondanti. Quindi prevediamo per domani sabato ancora inizialmente per gran parte della giornata cielo poco nuvoloso o sereno. Per quanto riguarda poi la serata, ecco che c'è il cedimento totale dell'alta pressione, e quindi avremo un peggioramento, un aumento della copertura del cielo, e poi purtroppo domenica avremo piogge diffuse e persistenti per tutta la giornata, ma le piogge saranno persistenti anche per lunedì e martedì. Poi da mercoledì comincerà la situazione a migliorare e quindi avremo in prevalenza un cielo poco nuvoloso. E con questa situazione i venti sono deboli dai quadranti meridionali. Ecco le temperature, abbiamo avuto un abbassamento negli ultimi giorni, ma questo ci sta nella prima decade di aprile. Ora le minime tendono a crescere 4-5 gradi e le massime ancora per sabato 16-17 gradi. Poi cosa succederà? Le notti coperte, quindi ci sarà l'effetto serra, quindi le minime schizzano verso l'alto e si porteranno 10-11 gradi. Poi però durante il giorno il cielo rimane coperto, il sole non riesce a scaldare più di tanto e quindi le massime non vanno oltre i 14-15 gradi, anzi forse anche meno. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto.